ritorniamo alla storia di Mamma Luca. Io non ero un tiranno nel vero senso della parola. Quando facevo qualcosa, tutti dovevano farlo. Quando lui si grattava il naso, tutti si dovevano grattare il naso. Quando si cambiava il pigiama, tutti se lo dovevano cambiare. Chi non aveva il pigiama di ricambio se lo metteva alla rovescia. Quando si faceva la doccia, tutti se la dovevano fare. Quando si toglieva i pidocchi, tutti si dovevano togliere i pidocchi. E chi non ce li aveva se li metteva se li toglieva. Ma soprattutto, quando starnutiva, tutti dovevano starnutire. Sta calma, signora, sta calma. 55, 95, 100, 110, 110. Stop. Deve prendere la cicipicina, così starà meglio. Grazie, quanto devo? Un abbraccio. Oh, scusi, signora, prende il fazzoletto. Numeri 1. Numeri 20. Ma cosa c'entra bandiera con la storia di Mamma Luca? È il turbante. Dicasi turbante vuol dire quello che metti in testa e che ti turba. Sì, davvero quello che Ritorniamo alla storia di Mamma Luca Pascià, che non era un tiranno di vero senso della parola. Sì, non era un vero tiranno nel senso della parola, ma un giorno perse il sonno. No! Invece sì. Allora, chiamò Il generale delle truppe che arrivò guardandosi la punta delle scarpe perché così voleva l'etichetta di corte. sì, arrivò guardandosi la punta delle scarpe perché così voleva l'etichetta di corte. L'etichetta di No, corte.
Signore e signori, attenzione! Ecco voi l'Altissimo Supremo Mamalu Pasha. Generale delle truppe, generale delle truppe! Sì, maestà? Ho perso il sonno e dovete dire a tutti di non dormire in questo paese. L'hai preso tu il sonno di mamma Pasha? L'hai preso tu? No. L'hai preso tu il sonno? Sveglia! Sveglia, sveglia! Sveglia, sveglia, sveglia! Sveglia, sveglia, sveglia! Mamma Pasha ha perso il sonno! Oh no! Non possiamo più dormire! Allora, teniamoci svegli! Fattuiosi, lalalaio! Fattuiosi, lalalaio! Fattuiosi, lalalaio! Smettetela subito! Passa un giorno. Passano 2 giorni. Passarono 3 giorni. Passano 4 giorni. E nessuno più riusciva a stare sveglio. Siamo tutti qui nel paese di Mamalu Pasha. Guardiamo che cosa sta succedendo. Tutti stanno dormendo. Qui c'è la famiglia che sta dormendo. Poi ci sono i cavalli che stanno dormendo. Qui ci sono i boscaioli che stanno dormendo.